giornata importante questa per Caorle, ma per l'intero Alto Adriatico, con una manifestazione arrivata alla 18ª edizione, quindi alla maturità, ma soprattutto una grande manifestazione che non è solo sport ma è anche inclusione, e quindi è precursore anche, come dicevo nel mio intervento, di quelle politiche regionali che stiamo portando avanti, perché attraverso lo sport appunto non ci siano barriere. Allora, gente della 10K, Big Sud Caorle 2019, 18ª edizione Nuotiamo Insieme, un'altra avventura con grande partecipazione, grandi numeri, tanti atleti che insieme vengono a gareggiare nel celebrare questa passione per il nuoto di acque libere. E un ringraziamento speciale alla persona della Federazione Italiana Nuoto, che è Leo Guerrato. Noi siamo orgogliosissimi di questo evento, siamo una città che di sport ne fa moltissima, questa è una delle manifestazioni più importanti. Ancora una volta questa gara, questa location unisce con le open water, dove viene rispettato un messaggio: l'unico confine è l'orizzonte, per il resto libertà e tanta festa.